Quinta corsa, confronto per cavalli di 4 anni, non vincitori di 6.000 euro in carriera. Sono in 11 al via dopo il ritiro di Eco di Girifalco. Al 2 Ermete di Poggio, al 3 Enkel Spritz, 4 Eutimia, 5 Iolo, 6 Enjoy Kikol, seconda fila 7 Exit dei Daltri, 8 Eroina Jet, 9 Eliseo Mou, 10 Elettra Miura TRN, 11 Egberto Mail, 12 Evening Star Ferm. Favorita Evening Star Ferm nei confronti di Ermete di Poggio, loro due i più attesi. Davanti ad Enjoy Kikol, macchina che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Si parte con veloce Eutimia che prende l'iniziativa, all'esterno Enjoy Kikol, poi Enkel Spritz che precede Ermete di Poggio, problemi per Evening Star Numero Ferm. 12 Everything Star Ferm, squalificato. A metà della prima piegata tende ad avvantaggiarsi Enjoy Kikol, che però va guidato, prova a passare nei confronti di Eutimia, dopo 200 metri in 14,5, insiste e passa Enjoy Kikol. Seconda posizione per Eutimia che precede Enkel Spritz, poi Ermete di Poggio, quindi Exit dei Daltri, ancora Eroina Jet che precede Eliseo Mou, di fuori c'è Elettra Miura TRN, poi Eiolo ed Egberto Mail. Questa è la composizione del gruppo dopo 600 metri passati dal leader in 44,9. Enjoy Kikol in evidenza, sempre seguito da Eutimia. Enkel Spritz, Ermete di Poggio che si prepara a spostare, trova però l'anticipo da parte di Enkel Spritz che va allo scoperto. Poi ancora numero Exit dei 5 Daltri, Iolo, squalificato. quindi Eroina Jet, poi Elettra Miura TRN. Va all'attacco ora Enkel Spritz di Enjoy Kikol quando siamo nei pressi del chilometro. Numero 8 passato in Eroina 1,15,9. Jet, squalificato. Passa Enkel Spritz in vantaggio, seguito da Ermete di Poggio, poi Exit dei Daltri, mentre cala Enjoy Kikol, non ha spazio Eutimia che deve ripartire da ferma a 400 metri dalla conclusione, la rete là in 14,6, 1,30,5, 3/4 di miglio. Enkel Spritz cerca di fuggire da Ermete di Poggio, poi Exit dei Daltri, gli altri molto più indietro. Quando siamo a 250 dal palo, Enkel Spritz in evidenza su Ermete di Poggio ed Exit dei Daltri, sbaglia Enkel Spritz che lascia così Ermete di Poggio numero solo in 3 vantaggio. Enkel Spritz, Ermete di Poggio squalificato. che nel finale viene a vincere nei confronti di Exit dei Daltri. Al terzo posto Eutimia. 1,14,9 il ragguaglio cronometrico, successo di Ermete di Poggio che si ritrova al comando all'ingresso della dirittura d'arrivo sulla disgrazia di Enkel Spritz che era netto in avanti. Ermete di Poggio e Massimo Barbini vengono a vincere i colori della scuderia Mistero, la vittoria del figlio di Father Patrick e Willy di Poggio. Sul traguardo è netto. Al secondo finisce Exit dei Daltri, al terzo posto finisce ancora a larghissimo intervallo, ma comunque a prendere la terza moneta, il 4 di Eutimia.